Siamo al secondo appuntamento del 2019 del Call to Action. Abbiamo il piacere di avere ospiti importanti, una giornata molto ricca, con un programma che va avanti anche nel pomeriggio inoltrato. Accanto a me, come al solito, Joseph Yark. Chiamerei sul palco, oltre all'ingegner Pippo Bello, che è il nostro amministratore delegato, anche il professor Morandi, che ci sta raggiungendo. Intanto vi porto i saluti dell'assessorato al turismo. L'assessore Chessa purtroppo è stato trattenuto da impegni istituzionali, non è potuto venire, però abbiamo diciamo, molti ospiti estremamente interessanti. Continuiamo con il nostro programma, naturalmente, continuiamo a parlare di turismo, continuiamo a raccontare il turismo nelle sue varie sfaccettature. Lo facciamo col solito piglio, cercando di raccogliere le esperienze a livello locale, le esperienze a livello nazionale e, perché no, le esperienze a livello internazionale. Con il coordinatore scientifico, dottore Yark, abbiamo lavorato molto a questo progetto, perché il connubio sport, cultura e turismo è uno di quegli elementi che davvero può portare grande valore aggiunto ai processi di destagionalizzazione che stiamo portando avanti. Prima di iniziare con il primo modulo, che è quello del professor Usai sull'analisi dei dati, vorrei farvi fare i saluti da due persone che sono particolarmente importanti e che, senza le quali tutto ciò non si sarebbe potuto realizzare. La prima è l'ingegner Pippo Bello. L'ingegner Pippo Bello, come sapete, è l'amministratore delegato di GEASER, è amministratore delegato dal 2006, sta nel gruppo della GACAN da, credo, oltre 30 anni, Silvio. È la persona che ha fortemente voluto naturalmente questo ciclo di eventi ed è la persona che negli ultimi 15 anni ha trasformato la società GEASER. Pensate solo che nel 2006 la società GEASER è una società unica, adesso è un gruppo di 4 società, da 30 milioni di fatturato e 2 milioni di utile siamo passati a circa 80 milioni di fatturato con circa 20 milioni di utile. È il primo aeroporto della Sardegna, no? Nonostante siamo abituati a pensare che il primo aeroporto sia Cagliari, in termini di passeggeri questo è vero, ma in termini di fatturato noi siamo nettamente superiori al fatturato supportato da Cagliari. E come sapete nel business, ce lo insegna il professor Morandi, le aziende si valutano sulla base del fatturato, non sulla base dei passeggeri. Siamo anche i primi non solo in termini di fatturato, ma siamo anche i primi in termini di trasportato di passeggeri internazionali. Come sapete sono il vero valore aggiunto nei processi di destagionalizzazione. Siamo anche i primi a gennaio e febbraio in termini di passeggeri totali trasportati. Superiamo i 600.000 passeggeri a luglio e agosto. La vera sfida naturalmente è portare questi numeri anche sugli altri mesi. Silvio Pippo Bello è particolarmente importante per noi anche perché ha portato questa società ad avere una serie di riconoscimenti importanti. Excelsa Aviation è un'eccellenza a livello europeo, riceve costantemente, anno dopo anno, riconoscimenti dal punto di vista delle aziende specializzate, delle riviste specializzate. Abbiamo nel 2015 avuto il premio come primo aeroporto italiano dall'associazione Travel Retail Italia e siamo stati negli ultimi 2 anni nella short list di ACI Europe come uno degli aeroporti di spicco segnalati nella fase finale della premiazione. Quindi adesso do la parola a lui che ci racconta di quelli che sono gli sviluppi futuri di questo aeroporto, perché naturalmente siamo arrivati qui ma non ci fermiamo. Sì, sediamoci. Grazie Lucio per questa presentazione che sembra anche esagerata. Però in effetti è vero, l'importanza dell'aeroporto di Olbia ormai la conoscono tutti nel territorio, però più che parlare di cose che abbiamo fatto mi piace parlare di cose che faremo, perché è importante sempre mantenere un approccio di visione del futuro. E lo dico subito, quello che faremo è adeguare l'aeroporto di Olbia alle sfide future, sfide che si intendono in termini di volumi di traffico. La cosa si lega a questo convegno, a questa giornata di lavoro, non è un convegno, è una giornata di lavoro, di studi, un tavolo di lavoro nel quale abbiamo cercato di mettere
intorno appunto a questo tavolo virtuale tutti gli esperti di un certo tipo di turismo, che è quello legato allo sport e alla cultura. Tra l'altro ringrazio i partecipanti, ringrazio anche in modo particolare la dottoressa Sensini che ha voluto partecipare e anche Stefano Sardara che sta arrivando, ecco, ci onorano di questa presenza e danno importanza appunto ai lavori. Argomento quindi importantissimo col quale si cerca di creare una cultura del turismo diversa dal solito, una cultura che noi crediamo possa dare un grande impulso ai flussi con la valorizzazione delle caratteristiche di questo nostro territorio. Venendo poi all'aeroporto, l'aeroporto anche si prepara a questo rinnovamento. L'aeroporto, come sapete, ormai la notizia è abbastanza diffusa, chiuderà le operazioni di volo da febbraio a metà marzo, quindi dal 3 febbraio del 2020 a metà marzo, al 13, per effettuare degli importantissimi lavori sulla pista di volo. Sono lavori di due tipi, il cui più importante forse è il rifacimento completo della pista di volo, quindi smantelleremo tutta la pista e la rifaremo ex novo. È una pista, come tanti sanno, che è stata realizzata negli anni 70 e che ormai è arrivata al limite di vita. Ma non solo faremo questo, continueremo dopo la riapertura che sarà appunto ho detto al 13 di marzo. Nella chiusura si chiede a tutti quanti un sacrificio, in effetti è un sacrificio importante perché l'utenza dovrà servirsi di altri aeroporti, ma chiaramente il più vicino è l'aeroporto di Alghero. Adesso faremo stiamo allestendo con l'aeroporto di Alghero alcune diciamo, stiamo facendo alcune attività per rendere meno disagevole per l'utenza questo trasferimento. 40 giorni di sacrificio, come ho detto, che però sono importantissimi, perché quando riapriremo poi continueremo con i lavori per allungare la pista di volo, e forse questa è la cosa più interessante che si lega anche al tema di questo tavolo di lavoro. Allunghiamo la pista di volo e diamo all'aeroporto e quindi al territorio e quindi al turismo una opportunità molto più grande. Chi era presente alla riunione che abbiamo fatto quando abbiamo presentato appunto i lavori, il programma dei lavori e della chiusura, ha visto che la nuova pista, pur avendo un'estensione in effetti limitata per chi non è addetto ai lavori, a questo tipo di attività, ci offre la possibilità di estendere tantissimo il nostro raggio d'azione. Quindi abbiamo anche la prospettiva futura di poter fare dei collegamenti di lungo raggio. E quindi vedevo adesso sul mio monitor qui, che forse vedete anche voi, l'Europa. Ecco, questa Europa adesso ci starà stretta, perché noi andremo oltre l'Europa, quindi le prossime grafiche facciamole un pochettino più, più ampie. Ecco, potremmo andare oltre questo ambito che voi vedete. Quindi un lavoro importantissimo che diciamo, si accompagna da un altro lavoro importante, che è quello di ampliare l'aerostazione, perché durante l'estate insomma, abbiamo raggiunto la capacità massima e quindi ampliamo l'aerostazione. Però la cosa più forse che ci, non dico preoccupa, ma che ci preme di più segnalare, ormai lo facciamo a ogni occasione, il professor Morandi lo sa perché già qualche anno fa lo martellavo, no, con questo problema, è la capacità futura degli aeroporti della Sardegna. Perché adesso noi facciamo l'allungamento della pista, ampliamo la stazione di passeggeri, ma fino a quando potremmo
pensare di essere utili ai flussi turistici che noi prevediamo per il futuro, allora con un po' di visione vorremmo che venga analizzato anche questo aspetto. L'aeroporto di Olbia ha una sola pista. Questo è un grande limite, perché sappiate che durante il mese di agosto, luglio-agosto, in alcuni momenti noi, anzi in tanti momenti, praticamente per 2 mesi noi raggiungiamo la capacità massima della pista, cioè più di così non si può fare. Più di così non si può fare. Quindi questo rappresenta un tappo alla possibilità di aumentare i flussi. Ci sono le soluzioni, cioè soluzioni di breve termine, di medio-breve termine. La soluzione è quella di espandere diciamo, l'orario, sì, possiamo fare 24 ore, bisogna vedere se questo però si sposa con le esigenze dei vettori. L'altra soluzione è quella di espandere la stagione, cioè quindi di andare verso i periodi di spalla, e qua è il compito del territorio, il compito dell'industria turistica. Altra soluzione, sempre di medio termine, è quello di fare più sinergia con gli altri aeroporti. Perché no? Perché anche loro hanno dei periodi diciamo, di bassa stagione. Non hanno la stagionalità nostra, però si può fare una strategia diciamo, di gestione comune che può portare anche a un miglioramento della capacità complessiva. Però poi fra 20-25 anni cosa accadrà? Siccome sappiamo che per realizzare opere di una certa importanza, in questo caso opere aeroportuali ancora più complesse, occorrono anni, decenni per progettarle, anzi per pensarle, progettarle, approvarle, forse quello è il periodo più esteso, e per realizzarle. Allora la raccomandazione che noi vogliamo fare anche all'ambiente accademico, ne abbiamo già parlato, è quello di promuovere un'analisi di questo tipo per il futuro. Ecco, questa è la cosa forse più importante che mi premeva dire. Pensiamo al futuro e pensiamo con un approccio diciamo di visione, cioè quindi al di là dei numeri, al di là delle statistiche che ci dicono che ad esempio fra 10 anni l'aeroporto di Olbia raggiungerà i 5 milioni di passeggeri, ma questo ce lo dicono i numeri. Abbiamo dibattuto tante volte anche al nostro interno questo fatto qua. Io sono convinto che invece non saranno 5 milioni di passeggeri, ma saranno 8-10 milioni di passeggeri. Dice, ma questo cosa te lo dice? Me lo dice un po' l'intuito, e forse me lo dice anche un po' questo atteggiamento di visione che ho. Ecco, io non vorrei aggiungere altro, mi pare di essere stato abbastanza lungo e non voglio togliere tempo ai lavori, per cui vi ringrazio i partecipanti, ringrazio la dottoressa Sensini, il dottor Sardara e tutti voi, e vi auguro una buona giornata di lavoro. Grazie all'ingegnere Pippo Bello. Do la parola per i saluti al professor Morandi. Professor Morandi devo ringraziarlo per due motivi. Primo, perché è stato quello che ha voluto questa facoltà all'interno dell'aeroporto. Quindi lui è l'artefice. Se siamo qua dentro a parlare e abbiamo a fianco delle aule dove ci sono degli studenti che studiano turismo e quindi costruiscono cultura turistica all'interno di questo territorio, ecco, dobbiamo dire grazie a questa persona che siede a fianco a me. E la seconda ragione è che è stato lui, quando era assessore al turismo, ad avere l'intuizione che gli aeroporti dovevano essere finanziati non solo per l'attività aviation, ma anche per l'attività non aviation, quindi per l'attività convegnistica come questa. Per cui questo ciclo di incontri è iniziato sotto, diciamo, l'egida del nostro allora assessore, che era Francesco Morandi, che ebbe l'intuizione di dire, facciamo dei convegni in cui iniziamo a parlare di turismo, in cui chiamiamo degli esperti nazionali e internazionali, iniziamo ad aprire la nostra finestra verso il mondo. Quindi doppio ringraziamento a Francesco e grazie a te. No, immeritato, e poi avevo l'idea di fare un saluto
molto semplice e più contenuta, invece adesso mi avete provocato, sia tu che l'ingegnere Pippo Bello. No, intanto grazie, vi porto i saluti del Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali dell'Università, del corso di laurea in Economia e Management del Turismo di Olbia. Sì, siamo fortunati, Lucio in apertura ha un po' descritto quali sono i grandi risultati dell'aeroporto, che in qualche misura noi condividiamo, ci consideriamo un po' dei partner, quindi i successi del sistema aeroportuale olbiese sono anche un po' i nostri successi, però non aveva ricordato che in realtà noi stiamo qui, insomma, ci siamo dal 2003, l'università ha iniziato la sua esperienza a Olbia nel 2002, dal 2003 viviamo in aeroporto grazie al fatto che l'aeroporto ci ha costruito una piattaforma di lavoro straordinaria, ci ha messo a disposizione gli spazi, ci ha messo a disposizione le infrastrutture, ci ha messo a disposizione le attrezzature, ci ha messo a disposizione la competenza, i collegamenti, i contatti, e pian piano questo polo universitario si è sviluppato dentro l'aeroporto, poi adesso avrà un destino forse anche più grande. Ma dall'aeroporto non andremo via mai, quindi questo voglio dire per tranquillizzare tutti. Qui avremo sempre un punto d'appoggio e qui cercheremo di sviluppare, come abbiamo fatto in passato, forse le scelte più complicate, le scelte più lungimiranti. Stavo pensando prima, quando vedevo Joseph e Iar, che abbiamo fatto, forse ci avete visto chiacchierare un minuto mentre Lucio cominciava la sua presentazione, stavamo un po' riflettendo sulla situazione attuale, c'è un momento di passaggio abbastanza complicato sia a livello regionale che a livello nazionale. Forse incontri come questo aiutano a mettere un po' d'ordine nelle cose e a guardare la realtà del turismo e delle infrastrutture con un'altra prospettiva. L'iniziativa di oggi ha due, secondo me, componenti fondamentali. Una componente fondamentale, che un po' l'ha richiamata anche Lucio Muro poco fa, ha una natura, come dire, contingente. Esisteva un piano strategico regionale per lo sviluppo turistico 2014-2017, a cui è seguito un secondo piano strategico di marketing 2018-2021. Questa iniziativa si colloca dentro questa prospettiva e comincia a dare gambe un po' alle azioni che sono previste nel piano. Guardavo ieri, per un'altra cosa, devo fare un intervento a un convegno a Bologna la prossima settimana, guardavo un po' la matrice del piano di marketing 2018-2021, nel quale siamo calati adesso, tra gli assi strategici fondamentali e tra le azioni prioritarie. Poi c'è una bella matrice che vi consiglio di andare a vedere, che riguarda priorità e mercati. Ci sono le azioni che stanno un po' nel cartellone, c'è come prioritario il turismo culturale, quindi l'investimento sulla cultura, cui c'è scritto mercati da sviluppare e c'è scritto azioni assolutamente prioritarie da mettere in campo. C'è una parte che riguarda i grandi eventi e il turismo sportivo, su cui la Regione ha fatto tanto in passato ma può fare ancora di più in futuro, e poi c'è una parte che riguarda invece, diciamo, meno prioritaria, lo sviluppo delle attività connesse a questi due assi fondamentali. L'obiettivo è chiaro: cercare di allargare la stagione, creare nuovi prodotti e cercare di creare sviluppo attraverso forme nuove, su cui invece ci sono già molte esperienze, alcune le trovate nel programma di oggi, verranno raccontate, di particolare significato. Quindi l'iniziativa di oggi ha un senso perché è calata dentro una prospettiva di, diciamo, breve periodo, perché 3+3 insomma non è una prospettiva lunghissima. Io ricordo sempre che quando incontrai nel 2015 l'ambasciatore del Kazakistan mi presentò la loro strategia Kazakistan 2050, ed è il Kazakistan, non è l'Italia, quindi stiamo parlando di mondi che in realtà non si dovrebbero toccare, ma che paradossalmente ci superano in corsa. La seconda direttrice è quella che ha illustrato molto bene l'ingegnere Pippo Bello, parlando dello sviluppo aeroportuale. Lui in realtà non ha descritto un investimento infrastrutturale, ha descritto un progetto di sviluppo del territorio molto più complesso, perché ha parlato non tanto, e non soltanto dello sviluppo dell'infrastruttura, ma ha parlato soprattutto dello sviluppo territoriale, delle potenzialità turistiche e dello sviluppo economico del territorio. L'investimento in infrastrutture è prioritario perché senza infrastruttura non si può fare sviluppo, e questo va da sé, anche se non è sempre chiaro, quindi forse ribadirlo è stato giusto, ma quello che lui ha provato a dire è probabilmente una cosa diversa. Raccontando quello che accadrà di qui a marzo 2020, in realtà lui ha aperto una prospettiva molto più complessa e anche una sfida molto più interessante, che è la sfida del futuro vero della regione. Lui ha una visione, alcuni altri hanno una visione, nei piani strategici regionali c'è una visione, sia nel 2014-17 che nel 18-21, e su questa visione va costruito il futuro. Con qualche problema. Il primo problema è che la visione non è sempre conosciuta, il secondo problema è che forse la visione non è condivisa da tutti, il terzo problema è che davvero per fare sviluppo e per fare
crescita in maniera razionale e vedere i risultati nel breve, medio, ma soprattutto nel lungo periodo, bisogna davvero avere una strategia. Quello che invito tutti a fare è quindi accogliere l'occasione di oggi per fare un approfondimento su alcuni temi specifici, ma guardando sempre con un'ottica di lungo periodo. Bisogna guardare lontano e agire nel presente per capire davvero se ci sono prospettive vere per la nostra regione in un momento di così grande difficoltà e così grande confusione, oppure se invece ci stiamo illudendo di avere un futuro che per i nostri figli non sarà così semplice. Il tema infrastruttura è un tema centrale, in questi giorni si discute molto della questione trasporti. Oggi avrebbe dovuto tenersi un convegno parallelo che è stato in realtà integrato nell'incontro di oggi, organizzato dalla CGIL. Io ero relatore, mi hanno fatto un grande favore perché dovevo parlare di turismo e trasporti, quindi contentissimo di non doverlo fare perché il momento è davvero molto delicato, continuità territoriale differenziata e molto confusa, continuità marittima ancora da costruire, c'è un momento davvero, infrastrutture come vedete nella Sassari Olbia, ho impiegato 1 ora e 20 stamattina per fare 100 km con grandi difficoltà di mobilità interna. Quello che manca davvero è una visione del futuro e un disegno chiaro. Allora quello che dobbiamo cercare di fare è approfittare degli incontri con persone che hanno sviluppato delle esperienze, delle capacità, delle competenze, sono in grado di guidarci in una prospettiva più chiara per trovare davvero la direzione e cominciare a fare, come c'è scritto qui, call to action, cioè fare delle cose adesso, agire adesso, però guardando sempre avanti. Mi colpiva molto quello che disse una volta un racconto sciocco, il presidente di Tecnogym, non so se avete presente il distretto del benessere di Cesena, erano 20 anni fa, l'azienda era stata fondata da poco, lui cominciava ad avere un certo peso nella realtà confindustriale, intervistato da un giornalista disse ma l'Italia è un paese molto curioso perché è come un'auto in autostrada che è fortemente lanciato a tutta velocità verso il futuro, però chi guida ha l'occhio sullo specchietto retrovisore. Allora qui bisogna stare un po' attenti perché quando si guida in autostrada, come sapete, bisogna guardare molto lontano e poi stare molto presenti sulla guida. Stessa cosa dobbiamo fare noi. Call to action vuol dire semplicemente che dobbiamo agire adesso nel presente, cercando però di collocare queste azioni in una direttrice che ci aiuti davvero a creare uno sviluppo futuro che abbia un significato. Poi oggi è il giorno dello sviluppo sostenibile, sapete che anche mia figlia stamattina ha protestato perché voleva scioperare e non andare a scuola, poi la manifestazione è alle 4:30 del pomeriggio, quindi tranquilli, può andare a scuola e può andare alla manifestazione oggi pomeriggio. Bene, però è un segnale importante perché c'è chi guarda al futuro e chiede delle risposte, c'è chi davvero nel presente deve cercare di dare delle risposte contingenti, anche sotto il profilo infrastrutture, perché l'aeroporto è un'infrastruttura che pesa dal punto di vista ambientale, e di sviluppo turistico e poi in realtà pensare a uno sviluppo che per quanto riguarda la Sardegna sotto il profilo sostenibilità, ambiente, natura davvero può regalarci in prospettiva delle grandi soddisfazioni. Per quello io condivido la visione ottimistica degli 8 milioni pensando che non affonderà la regione ma che la regione sarà talmente attrattiva sotto il profilo ambientale, naturalistico, culturale e degli eventi, in particolare sportivi, che davvero avremo un grande futuro. Vi ringrazio molto per la pazienza, ringrazio tutti voi che siete venuti, ringrazio di cuore chi ha accettato l'invito a parlare oggi e a portare la propria esperienza, la propria testimonianza e vorrei ringraziare personalmente, io ho seguito un po' Call to Action l'anno scorso, più marginalmente, quest'anno ogni tanto mi sono permesso di dare qualche suggerimento, però volevo ringraziare molto il responsabile scientifico Giorgio Spediacri che ha fatto un grande lavoro progettando gli incontri dello scorso anno e quelli di quest'anno, Antonio Usai che poi sentirete parlare, vi racconterà un po' di dati regionali per fare il punto della situazione e soprattutto Lucio Murru con cui ormai ultimamente condivido nottetempo stalkerandolo un po' di informazioni che a me sembrano interessanti e che gli mando di notte. Lui la mattina mi risponde, quindi non so cosa faccia la notte perché io gli scrivo la sera tardi, lui mi risponde la mattina presto, non ho capito se lo fa per blandirmi e non le legge e semplicemente dice ah sì che bello, interessante, oppure forse non sono così convinto, oppure se in realtà le valuta davvero. Però spero che davvero in questi incontri tutti abbiate la possibilità di fare un percorso di crescita che chi li organizza ha già fatto e vi richiamo davvero a ripensare agli strumenti che già ci sono, i piani strategici regionali, se volete anche il piano nazionale e anche le prospettive e la vision che ci ha regalato l'ingegnere Pippo Bello per pensare a un futuro per la nostra regione che sia calato nel presente ma guardi davvero lontano nel futuro. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie professor Morandi, sempre illuminante.